belle, Ivo! E questa? Questa è la colonna sonora dei nostri viaggi, tra paesaggi magnifici e storie incredibili. Pronto? Prontissimo! Via! Gallo, Dimmi le marche. sei contento? Contentissimo, che spettacolo! Dove siamo? A Bassano del Grappa! Sul ponte! Il mitico Ponte Vecchio del Palladio, detto anche Ponte degli Alpini. E poi Bassano è famosa per tantissime eccellenze, per esempio... Ceramiche, stampa artistica, asparago bianco, Grappa! E è la città... nazionale degli Alpini. Andiamo a scoprirla? Sì, corriamo! Via! Questo è un bel vedere, siamo sul castello superiore, alle mie spalle si nota ovviamente il Ponte Vecchio, famosissimo in tutto il mondo. Bassano è la seconda città per dimensioni, popolazione della provincia di Vicenza. Le origini sono molto antiche, si attesta la presenza di una comunità proprio in quest'area già tra il IX e l'XI secolo a.C. L'urbanizzazione, la sistemazione delle terre arriva invece con i Romani, siamo nel II secolo a.C. Da qui il toponimo della città, Fundus Baxiani, cioè proprietà agricola del nobile Baxiano, che era quindi un patrizio romano. Il primo documento che attesta la presenza della città di Bassano è del 998 d.C., quando viene eretta la pieve di Santa Maria, mentre il castello viene costruito nel 1150. Bassano poi passa sotto il dominio di Vicenza. A un certo punto l'amicizia tra Ezzelini e Vicentini danno il potere proprio alla nobile famiglia. Nel 1233 Ezzelino II concede tutto questo potere, questo potentato e queste terre al figlio Alberico. Ritornano i Vicentini nel 1260 e poi ci sono altre incursioni. Arriva Padova, poi arrivano gli Scaligeri, i signori di Verona, ancora una volta i Padovani e nel 1388 i Visconti. Addirittura i Visconti costruirono un vallo per bloccare l'acqua del Brenta che riforniva a Padova.
Poi la città è sempre stata divisa in due borgate, Angarano da una parte e Bassano dall'altra, unite poi a partire dal XIII secolo dal primo ponte che venne costruito, non quello che vediamo ai giorni nostri. Tutto questo cambiamento di potentati termina il 10 giugno del 1404, quando arriva lo Stato da terra della Serenissima Repubblica di Venezia. E da lì inizia un periodo molto florido di sviluppo, interrotto solamente una volta nel 1509 con la grande battaglia tra i veneziani e la Lega di Cambrai. Pensate che a Bassano nel 1779 nasce la prima distilleria italiana, ancora attivissima, che è la distilleria Nardini, dove si produce questa famosissima grappa. C'è stato un momento molto difficile durante il primo conflitto mondiale. Teniamo conto che alle spalle della città c'era l'altipiano di Asiago e quindi Bassano a un certo punto diventa prima linea. Nel 1916 questo luogo è militarizzato e 7.000 abitanti sono sfollati dalle proprie case. La guerra finisce e questa enorme tragedia, come sappiamo, viene ricordata dal monumentale ossario e sacrario che si trova proprio in cima al Monte Grappa, che domina questa vallata. Da qui c'è una transizione importantissima verso nord, lungo la Valsugana, e poi verso sud, e quindi verso Padova. È un luogo che ha sempre unito e continua a farlo. E quel famoso ponte ne è testimonianza. Voluto, progettato dal grande Andrea Palladio, purtroppo distrutto nel 1945 durante la Seconda Guerra Mondiale. Ancora molti segni attestano la guerra, la prima e poi anche la seconda, qui in città. Ora è un luogo di pace, un luogo ricco, ma soprattutto una città davvero straordinaria. Questo è il camminamento del Castello Superiore. Castello. Il castello di Bassano. Alle nostre spalle c'è la mitica torre Ser Ivano, si capisce molto bene perché sembra quasi una torre inglese. È una torre che domina la città ed è alta 30 metri. E poi c'è un'altra torre, ma lo scopriremo fra pochissimo. Questo castello, pensa, è forse il lavoro di fortificazione di una città più democratico che io abbia mai visto e sentito. Perché il castello fu voluto non dagli Ezzelini come dice il nome. In realtà non sono mai stati possidenti di questo castello, non c'entrano niente. Questo castello è stato voluto dal popolo a difesa della città, quindi tutti hanno insieme in qualche modo costruito questo enorme, imponente castello che ancora così ci mostra tutta la sua bellezza, e queste pietre ci mostrano ancora quell'antica edilizia del XIII secolo, quindi è un castello antico, superiore. Evidentemente, se è superiore, ci sarà anche un castello inferiore. Inferiore? Non c'è più. No. Non c'è più, il castello inferiore non c'è più. E non è di qui. Non c'è. Hanno allargato il borgo, costruito altre mura, e con le pietre poi dell'antico castello, l'inferiore, hanno costruito case. Insomma. Hanno recuperato come si faceva un tempo. Adesso, a proposito di Medioevo, andiamo in un altro luogo importante per la città, che è la Torre Civica. Andiamo. Del 1300? 15. No. 12. 12. Andiamo. XIV secolo. Sì. A onor del vero, cari amici, a onor del vero, qualcosa del castello inferiore è rimasto in piedi. Sì. Questa torre ne è testimonianza. Si chiama Torre Dieda perché fu aperta e quindi resa transitabile dal podestà Domenico Diedo. Quindi, E quindi c'era il muro prima? Sì. Hanno sfondato. Di che anno è questa torre? Lo so, questa la so, 1315. Risposta esatta. Yeah! La parte che sta alle nostre spalle è affrescata, quindi c'è il grande leone che rappresenta l'arrivo della Serenissima Repubblica di Venezia nel XV secolo. L'affresco, quello un po' rovinato sottostante, invece, è un affresco compiuto dal grande maestro Jacopo da Ponte, detto il Bassano,
uno degli uomini più importanti di questa città. Altra torre! Torre! Via! Ma quante ne sai? Ma quante caro. ne sai? Sul ponte di Bassano noi ci daremo la mano, noi ci daremo la mano ed un bacino d'amore, ed un bacino d'amore, un bacino doverti abbandonare, volerti tanto bene, è un mazzo di catene che mi incatena il cuore, che mi incatena il cuore, mi incatena il cuore, volerti tanto bene ed un bacino d'amore, un bacino d'amore ed un bacino d'amore. Caro Gian Domenico, intanto grazie dell'accoglienza. Grazie a voi per essere venuti in questo luogo dell'anima, Sì. questo luogo del cuore, Villa Ca Erizzo Luca, una dimora costruita nel 400 dai Belegno, la famiglia dogale veneziana, e poi sviluppatasi nel tempo fino all'800, passando agli Erizzo, ai Barzizza, agli Azzolin, finendo con la famiglia Luca che l'ha ricomposta, ricostruita, resa una dimora vissuta di 99 stanze, riccamente affrescate, arricchite di statue degli allievi del Canova, dipinta da Giuseppe Graziani, e oggi un luogo, dicevo, del cuore, ma anche un incubatorio di cultura con i suoi 2 musei, con i giardini, con il parco, che viene goduto ogni anno da decine di spettacoli, di iniziative che promuovono il vivere bene in questa magica città di Bassano del Grappa, a 2 passi dal Ponte Vecchio, lungo il fiume Brenta. Era definita Canave nel 400, perché proprio la sua posizione era quella che consentiva gli approdi e il passaggio poi del legname che scendeva
dall'altipiano di Asiago verso la dominante. verso la dominante. A un certo punto succede che Hemingway arriva qua, molto giovane, dagli Stati Uniti, come volontario della Croce Rossa. E da qui parte questa storia che poi arriverà al premio Nobel. Sì, arriva qua 18enne e compie 19 anni proprio in questi nostri luoghi, in questi luoghi del Veneto, come volontario della Croce Rossa americana. Lui voleva essere volontario, ma per le sue condizioni fisiche non era stato accettato nell'esercito americano. Qui incontra effettivamente anche la vita vera, la vita non solo dei Veneti, ma anche di chi combatteva. Qui incontra gli arditi, quel corpo speciale dell'esercito italiano che vede allenarsi al mattino lungo il fiume, e lui scendeva dove dormiva, dai luoghi in cui viveva, lui con altri giovani americani che sarebbero poi diventati i poeti di Harvard, giovani volontari che venivano qua in una specie di Erasmus, ma qua erano infatuati dalle incontravano dalle la bellezze la storia italiana del paesaggio, sì. della villa. E all'interno di questo spazio c'è appunto una realtà museale che racconta questa storia legata alla Grande Guerra, legata a questa figura eroica che è quella di Ernest Hemingway, appunto ferito l'8 luglio del 18 a Fossalta di Piave, poi ritorna in Italia a rivedere i posti che visse da soldato, da volontario della Croce Rossa, dove scavò quel buco dove c'era all'interno tutto, il denaro, il sangue e anche, diciamo, la merda, un antico rito che compivano i soldati scappati dalla tragedia della Grande Guerra. E tutto questo è raccontato ovviamente in questo romanzo straordinario che è Dio alle armi. E fatalità, guardi Giandomenico, aprendolo adesso mentre camminavamo, Kat, che è la protagonista, l'amore dell'alter ego di Hemingway in questo libro, dice: andiamo a meraviglia. Grazie Giandomenico, grazie davvero. Villa Caerizzo è un grosso contenitore di arte, cultura, storia, ma anche di natura. Infatti lo testimoniano questi fantastici carpini bianchi. Certamente Ivo, guarda, noi stiamo camminando proprio sotto alle chiome di questi esemplari di carpini bianchi che sono ultracentenari. Infatti costituiscono il nucleo storico botanico del giardino di Villa Caerizzo, e addirittura ci sono alcuni esemplari che hanno superato anche i 100 anni, per cui di storia e di storie ne hanno viste qui a Bassano del Grappa. Ma poi c'è chi domina Sì. in altezza. Assolutamente, c'è un bellissimo cedro del Libano che ha un'altezza davvero imponente, e anche questo ha un'età di tutto rispetto. Sfiora addirittura i 90 anni e sotto la sua maestosa chioma chissà chi è passato, chissà quali storie e quali personaggi hanno goduto dell'ombra in estate di questa maestosa pianta. Infatti questo fantastico palcoscenico naturale ospita ancora oggi molte iniziative. Certamente, infatti il parco di Villa Caerizzo ospita in particolar modo nel periodo estivo attività di tipo teatrale, cinema, concerti, per cui offre dal punto di vista culturale davvero un luogo interessante. Vi aspettiamo qui perché all'interno della villa c'è un museo dedicato allo scrittore Hemingway e alla Grande Guerra e un museo naturalistico. Grazie Chiara, e mi raccomando, venite a Villa Caerizzo. Adesso andiamo in pubblicità, ma restate con noi perché poi ci sarà un interessantissimo coro di ragazzi.
Sto percorrendo Viale dei Martiri. C'è un panorama sulla Pedemontana bellissimo, però è un luogo importante non solo per Bassano, ma per tutti noi. Mi metto in prima fila a raccontare il senso e il valore della libertà di un popolo. Vedete che su questo viale sono piantati dei lecci, degli alberi, con questa capigliatura ad ombrello, e hanno un senso molto importante per tutta l'Italia. In questo luogo, lungo questo viale, nel 1944 furono impiccati 31 ragazzi. La maggior parte erano partigiani scovati sull'altipiano alle nostre spalle. Altri erano ragazzi raccattati, rastrellati lungo le strade della città. Qual è il senso di questo ricordo, di questa piantumazione, di questo viale che un tempo si chiamava Viale 20 Settembre? È l'idea massima di libertà di un paese, di un popolo. Dovete immaginare che ogni nazione che viene liberata rinasce, sviluppa. Molte nazioni liberate hanno determinato in loro stessi una democrazia, ancora oggi. In realtà, se compiamo questo piccolo percorso mentale, se un popolo viene liberato da altri popoli, mai conquisterà seriamente l'idea di libertà. Quindi questi ragazzi sono morti per la loro nazione, hanno conquistato la libertà con il loro impegno, con la loro vita. Quindi il senso è che hanno combattuto per tutti noi. Quindi un popolo è veramente libero e può progredire quando combatte esso stesso per la propria totale e santifica libertà. Siamo all'interno della chiesa di San Giovanni Battista in Piazza Libertà, il salotto della bellissima città di Bassano. Questa chiesa venne eretta nel 1308. In realtà ciò che vediamo oggi è una ricostruzione del XVII secolo su progetto dell'architetto Miazzi. Ed è davvero particolare perché la struttura si sviluppa in larghezza e non in lunghezza. Sostanzialmente fu cambiato l'orientamento della chiesa stessa. La cosa particolare è che all'interno si trova un altare preziosissimo dove trionfa lo stile barocco e si chiama Cappella del Sacramento, che venne ristrutturata nel 1731. Il progettista è un grande personaggio di Bassano, si chiamava Orazio Marinali ed è lo stesso artista che ha scolpito la statua di San Bassiano che si trova proprio all'esterno, quindi in piazza. La pala che vediamo oggi è una copia perché l'originale è contenuto all'interno del Museo Civico ed è un quadro straordinario di Giovanni Battista Piazzetta. È un'opera degli anni 40 del Settecento. Piazzetta era un grande produttore di opere d'arte veneziano. E qui lo stile è assolutamente simile alla pittura di Caravaggio. Ci sono molti chiaroscuri, si percepisce la profondità e l'intima solitudine del santo con l'agnello che rappresenta ovviamente la salvezza. Il colore rosso del manto significa la sofferenza e il patimento sia di Giovanni che di Cristo. Questa pala ci ricorda l'importanza dell'arte che c'è qui a Bassano, non solo Jacopo da Ponte, su tutti, uno dei più grandi maestri del Rinascimento, ma anche appunto lo stesso Piazzetta. Quindi stiamo scoprendo una città che si rivela davvero uno scrigno d'arte, di storia, ma soprattutto di cultura.
all'interno dell'ottagono del Museo Civico di Bassano con la direttrice, dottoressa Barbara. Grazie dell'accoglienza. Grazie a voi, buona giornata. Io sono davvero non emozionato, molto di più, perché non mi aspettavo una realtà così preziosa in questa città, bellissima, però è un museo molto grande che contiene opere importantissime. Com'è suddiviso questo museo? Beh, questo museo intanto è un edificio prezioso, antico e di fatto ricco di collezioni, è uno scrigno di tesori. È uno dei più antichi musei del Veneto, nasce in un edificio monumentale che anticamente era un convento e oggi conserva le collezioni della città di Bassano, collezioni che vanno dall'archeologia fino ai giorni nostri, al Novecento, passando dalla pittura, alla scultura, all'oreficeria, all'archeologia, fino ad arrivare alla stampa, alla ceramica, alla scultura, con il meraviglioso fondo di opere di Antonio Canova. In particolare qui siamo all'interno della Pinacoteca, che racconta un po' la storia dei Dal Ponte o da Ponte, quindi di Jacopo, suo padre e i suoi figli, e c'è un'opera in particolare di Jacopo Bassano che più ti colpisce personalmente? Beh, un'opera che mi sta molto al cuore, è un quadro che abbiamo appena acquistato per il Museo per la città, un bellissimo ritratto di un uomo in armi, di un guerriero un po' malinconico, forse pensieroso, dallo sguardo dolcissimo, che è appunto una novità assoluta ed è uno dei capolavori della ritrattistica del Rinascimento veneto. Tra poco inaugurate una mostra molto importante per Bassano e per Italia tutta. Sì, uno dei nostri nuclei più preziosi è quello delle stampe rinascimentali, grandi capolavori di artisti come Tiziano, a Dürer, a Jacopo de Barbari, fino ad Agostino Carracci, veri e propri tesori che raccontano la storia di Venezia, la storia del Veneto nel Cinquecento, quando di fatto la Serenissima ha cambiato la percezione e il modo di guardare alla realtà. La mostra, le date? La mostra apre il 2 marzo e si conclude il 23 giugno. Grazie Barbara. A voi. Grazie davvero. Quanta bellezza all'interno di queste sale. Quest'area in particolare del museo è dedicata alla figura di Jacopo Dal Ponte, detto Bassano, figlio di Francesco, detto il Vecchio. Pensate che il grande artista di Bassano del Grappa, nato in questa città, in gioventù si trasferisce a Venezia per imparare le tecniche soprattutto da Lorenzo Lotto e da Tiziano Vecellio. Una volta sposato ebbe 8 figli, di cui 6 maschi e 2 donne. I 6 maschi diventarono tutti artisti, tutti pittori. Da qui nasce la grande bottega dei Bassano. È uno degli artisti più importanti non solo della città, ma di tutta la pittura rinascimentale veneta. A un certo punto della sua carriera si avvicina di più alla plasticità del Pordenone e poi è un anticipatore del manierismo. Quindi una figura importante che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'umanesimo e del Rinascimento italiano. All'interno di questo museo ci sono molte sue opere, anche se la più importante, l'Ultima Cena, è conservata all'interno della Galleria di Villa Borghese. Jacopo da Ponte o Dal Ponte, detto Bassano, un'eccellenza pittorica dell'umanesimo e del Rinascimento. Adesso con Ivo raggiungo l'altra bellissima realtà museale di Bassano del Grappa, che è Palazzo Sturm.
Siamo all'interno di Palazzo Sturm, questa elegante dimora patrizia del XVIII secolo. Si accede attraverso un'alta terrazza e si passa attraverso un pronao ionico che ci introduce a queste sale impreziosite da stucchi meravigliosi che richiamano lo stile rococò. È molto bello perché all'interno di questo museo sono conservate tantissime opere importanti che raccontano anche la storia dell'eccellenza economica della città di Bassano. Spicca per bellezza e l'eleganza la preziosa alcova in cui sono contenute delle opere pittoriche del grande artista Zompini e poi i dipinti contenuti all'interno del salone principale, che è questo, del grande pittore veronese Giorgio Anselmi, che introduce al Museo della Ceramica. Le importanti ceramiche che caratterizzano Bassano sono contenute all'interno di questi spazi, come la storia della famiglia Remondini, che pensate nel Settecento rappresentava la fabbrica di stampa più importante d'Italia. La stampa artistica, vanto della città di Bassano. Ho potuto vederle, ma qui sono proprio dentro il tempio di questa attività. Tutto nasce un po' di anni fa, quando il signor Giorgio si innamora, guardando una mostra dei Remondini, di questo mondo. E poi cos'è successo? È successo che ho continuato a studiare questa impresa e un po' alla volta siamo riusciti anche a riprodurre qualcosa di questa azienda, con l'aiuto dei direttori del museo che via via si sono susseguiti. Con molta difficoltà comunque, poi più tardi negli anni 2000 sono riuscito a convincere il comune di Bassano a fare un museo dei Remondini, perché la merce era tutta pronta, era a disposizione degli esperti, ma non era visibile sempre. I Remondini erano conosciuti in tutto il mondo. Io, lavorando intorno alla storia dei Remondini, ho girato un po' l'Europa e mi sono accorto che avevamo un tesoro nei cassetti che Bassano non conosceva. Devo dire che molti bassanesi ancora ora non conoscono la vera storia dei Remondini. Cioè, i Remondini avevano 1000 dipendenti, quando Bassano aveva 8.000 abitanti, per cui possiamo pensare quanto grande era per la zona di Bassano. Aveva un'azienda in verticale, cioè faceva la carta nella zona di Oliero, inciseva le stampe, faceva le stampe, mandava in giro i girovaghi, i trentini in giro per l'Europa a venderle, per cui era un'azienda organizzatissima, no? Cioè, dalla passione dei Remondini sono passato a realizzare delle cose che facevano i Remondini, in considerazione del fatto che non si trovavano più, per cui rimetterli in movimento era molto importante. Naturalmente questo ha iniziato
pienamente verso gli anni 70, un po' alla volta. Nel frattempo io facevo altre cose, sempre di stampa, ma non dei Remondini. E poi con l'aiuto di tutte le figlie siamo andati avanti. Alla fine, da 30 anni, la Nicola è entrata nella mia considerazione di questo percorso, che non era un percorso qualsiasi, di una stamperia qualsiasi, è un percorso che bisogna saper stampare e anche sapere dove vogliamo andare, cioè vogliamo andare a diffondere una qualità che non c'è nel mondo. Voi producete emozioni dall'inizio alla fine? Sì. Come? Ci speriamo, ci stiamo provando, perché intanto trattiamo una materia naturale molto pregiata che è la carta, che è interamente ecologica e riciclabile, per cui già ha un cuore naturale. E poi noi, oltre a utilizzare tutti gli stilemi remondiniani che sono nel nostro patrimonio storico, facciamo anche nuovi disegni un po' più attuali, più diciamo vicini alla richiesta del mercato, che comunque realizziamo all'interno dell'azienda, lavoriamo all'interno dell'azienda e dal disegno fatto a mano, dipinto a mano, produciamo la carta da regalo, il biglietto d'auguri, l'oggettistica in carta, tutto con una particolare attenzione al tema che deve essere evocativo di qualche sentimento che riporta in qualche modo un'emozione positiva a chi dona o chi riceve un prodotto Tassotti, perché noi facciamo carta da regalo, per cui una carta che avvolge un regalo, quindi è un dono esso stesso, e il biglietto d'auguri che contiene le parole delle persone che donano questo oggetto, e quindi è parte della propria emozione, e anche quaderni particolarmente ricercati, con carta di qualità, con una colla naturale, con una carta naturale completamente manuale, che sono scrigni e raccolgono le emozioni personali di ognuno di noi, e certo non lasciamo a una carta qualsiasi, a un quaderno qualsiasi. E il fatto che non sia una carta qualsiasi lo si può scoprire riutilizzando la carta regalo per altre cose. Sì, questa è un'altra bella peculiarità della nostra carta, che essendo una carta naturale può essere, dopo che uno riceve un bel dono con la nostra carta, può essere stirata e utilizzata per rivestire un cassetto, rivestire una scatola o un quaderno, e quindi ha un riuso, una nuova vita, e anche questo è un valore molto importante della carta. Può fare anche un origami, una piccola decorazione in casa o un lavoretto per un bambino. Comunque è utilizzabile più volte perché è proprio una base naturale, di fibre naturali, di cotone, per cui è certificata, ed è senza acidi, ed è naturale, come il cartone che utilizziamo, come gli inchiostri che utilizziamo, che sono a base vegetale, e hai la colla vinilica che è tossica. Ecco, c'è un'attenzione particolare ai materiali, anche perché devono essere durevoli, di qualità, di valore, ma anche ecologici e rispettosi dell'ambiente. Giorgio, Nicole, Grafiche Tassotti, grande passione ed alta qualità. Caro Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. guarda che spettacolo, Sì, anche sì. di notte. Bassano è stupenda. Emozionante. Già, si è fatto tardi, approfittiamo di questo momento così magico per ringraziare il nostro editore, il gruppo Videomedia, Telechiara e TVA, E con tanto affetto ci hanno accolto nella loro famiglia. perché Bassano rappresenta per il gruppo davvero una città fondamentale ed importante, e noi ve la stiamo raccontando. Grappa! Via!
Caro Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. siamo entrati nell'antica grapperia Nardini, proprio sul ponte di Andrea Palladio, il ponte degli Alpini. Fantastica. Questo locale meraviglioso esiste dal 1779 Bravo, hai studiato. e si vende solo Nardini. Nardini. Allora, io prendo una grappa Nardini E io tu? prendo il famoso mezzo e mezzo Nardini. Perché il bello è che solo prodotti Nardini. Monomarca. Monomarca. Cin cin. Che piacere incontrare Silvia. Grazie. In questo contesto paesaggistico e culturale straordinario. Dove ci troviamo, Silvia? Allora, ci troviamo a Villa Angaran San Giuseppe, che è una villa del Cinquecento. Siamo, noi lo chiamiamo la terza vita, ecco, della villa, perché è stata appunto fondata, costruita nel Cinquecento dal conte Giacomo Angaran su disegno di Palladio. Il conte era un grandissimo amico di Palladio e poi lui è morto, ma il figlio Silla poi ha continuato ed erano le maestranze, insomma, che l'hanno costruita. Negli spazi di questa villa ci sono molte attività culturali, Silvia, per esempio. Facciamo delle rassegne letterarie ormai appunto da tempo. L'estate naturalmente la villa si trasforma perché diventa, ecco, un palcoscenico per un sacco di eventi. Ci sono anche una rassegna poi musicale. Adesso insomma siamo in fase di realizzazione anche del calendario del 2024, del programma. Di solito un centinaio di eventi tra la fine di maggio e l'inizio di ottobre in questa villa, insomma, si realizzano le più svariate, sempre in collaborazione un po' con la città, con le persone più appassionate che vengono e inventano, e diventa un laboratorio, insomma, inventano creativo. anche, sì, inventano delle possibilità. La rassegna letteraria che abbiamo è Walkabout ed è un unicum, come dire, che adesso viene anche un po' esportato e parte sempre da comunque delle persone appassionate che provano a vedere se questo è un contesto in cui si può fare, ecco. Grazie, grazie Silvia. Io so che Ivo Gallo incontrerà Francesca per approfondire un altro aspetto che riguarda le attività che si svolgono in questa meravigliosa villa, l'aspetto più inclusivo e sociale. Grazie Silvia. Grazie a voi. Grazie. Qui a Villa Angaran San Giuseppe l'idea di inclusione sociale è molto forte. Ma cara Francesca, quest'idea qui come si concretizza? Cosa intendete? Allora, per inclusione sociale noi intendiamo un posto che è per tutti e aperto sempre, dove fondamentale è l'accogliere ogni diversità, in modo che qui le diversità possano essere legittimate, narrate e riconosciute. Quindi le iniziative sono numerose. Sì, qui abbiamo numerose iniziative legate all'area della disabilità, per cui abbiamo un centro diurno per persone con gravi disabilità e un appartamento legato a progetti di autonomia abitativa. Poi abbiamo anche progetti di inclusione lavorativa. Cosa significa progetti di inclusione lavorativa? Vuol dire che persone che vengono da percorsi di tossicodipendenza, violenza, giustizia riparativa, vengono inseriti in un contesto lavorativo grazie ad una forte collaborazione con i servizi del territorio comunali e sociosanitari. Quindi una sinergia con tutta la cittadinanza. Francesca, grazie per quello che fate. Grazie a voi.
di questo locale storico del Veneto con Emilio, il proprietario, e questo è un luogo incantevole, caro Emilio. Io ti ringrazio di averci accolti nel tuo spazio. Pensate che tutta questa parete molto lunga del locale non è altro che una parte delle antiche mura di Bassano, quindi un locale che ha molti anni. Le mura che risalgono all'epoca viscontea, nel breve periodo in cui i Visconti sono stati signori di Bassano, hanno cominciato la costruzione della terza cinta muraria. Stiamo parlando della fine del 300, quindi dal 1380 in poi, realizzando le mura e anche la torre che attualmente ancora esiste. Infatti quando si arriva qua c'è una torre che ci accoglie e ci guarda, è un tuffo nella storia ma in realtà è un tuffo nella gastronomia, perché qui sono davvero molto bravi. Caro Emilio, iniziò tutto all'inizio degli anni 20 Degli circa. anni 20, esatto. Era un magazzino. È stato utilizzato come magazzino ancora da mio nonno quando è venuto qui per altri impegni lavorativi di genere diverso. Poi un po' alla volta, siccome qui c'era già esistente una antica locanda con anche le camere annesse al piano superiore, si chiamava Locanda alle Due Spade. Quando questa attività di produzione, commercio di bibite di liquori è andata un po' scemando, abbiamo pensato, vista anche una nostra passione proprio innata per la cucina, di ritornare di nuovo a ritrasformarla, a riadattarla a ristorante, tenendo il più inalterato possibile le strutture, anche la parte storica. Ed Emilio si occupa di cucina e di questo bellissimo luogo da più di 40 anni. Sì. Cosa ci hai preparato oggi? Allora, un piatto che è una piccola, diciamo, interpretazione di una pietanza che contenga il più possibile alcuni prodotti del nostro territorio tipici. Si tratta di una creppa o crespella. Allora, noi abbiamo messo della fonduta fatta con il formaggio morlacco del Grappa, che è un formaggio al latte crudo. Abbiamo messo del radicchio di Treviso saltato in padella con un po' di scalogno. Abbiamo messo del petto d'oca affumicato anziché usare lo speck, perché il petto d'oca ha una fibra molto più diciamo commestibile rispetto allo speck, quindi si scioglie un po' di più nella cottura. E poi abbiamo messo il broccolo bassanese, che è un'eccellenza del territorio invernale. Vi suggerisco di assaggiare questo ortaggio, è cremoso, dolce, favoloso. Adesso lo assaggeremo. Ecco. Voi fate tante altre cose, sposate la tradizione a qualche piatto più moderno, qualche ingrediente diciamo che un tempo non si usava, vi siete modernizzati, però qua si mangia bassanese, questo bisogna dirlo. Allora, noi facciamo il cibo bassanese, quindi abbiamo per esempio messo in menù dei tortelloni ripieni sempre con il broccolo e fatti con il cacio e pepe al morlacco, che quindi insomma è una cosa. Facciamo naturalmente i piatti della tradizione tipo il baccalà alla vicentina, abbiamo delle pietanze, utilizziamo anche dei tagli adesso tra virgolette un po' innovativi, tipo la pluma di maialino iberico, utilizziamo la lombata di cervo in questo periodo da cuocere con le castagne, facciamo dei piatti di questo tipo. Diciamo che noi siamo conosciuti anche però per i risotti. Ad esempio oggi in menù avevamo un risotto con il radicchio, oppure anche il risotto col tartufo nero e il prosecco. Straordinario, direi di brindare insieme, se sei d'accordo. Se mi permettete anche una piccola aggiunta. Sì. Questo è il 30° anno in cui che festeggeremo. Noi facciamo parte di un'associazione di ristoratori che si chiamano Ristoratori di Merlin Cocai, e abbiamo messo in piedi questa manifestazione ormai da 30 anni. Abbiamo all'attivo circa 600 ricette autentiche medievali, tutte testate, codificate e riprodotte, per cui abbiamo anche questo all'attivo, una rievocazione gastronomica. Fantastico. Brindiamo. Io sono entrato con Ivo Gallo. Dov'è Ivo Gallo? Infatti lo aspettavo, ma... Dov'è? Lele, sono qua. Diciamo che passava inosservato. Evviva ragazzi! Grazie Emilio, grazie. Grazie a voi. Platano monumentale che ha più di 100 anni, qui al Giardino Parolini. Un'accogliente e ricca isola verde nel centro storico di Bassano. E nel 1805 fu realizzato appunto da Alberto Parolini, un nobile bassanese
che era molto legato alla vita culturale cittadina. La sua passione, ma anche la sua preparazione, lo hanno portato a ricercare in tutto il mondo e poi piantare e coltivare molte piante. Nel 1829 stilò un elenco di più di 3.000 piante. Nel 1929 fu ceduto al comune di Bassano. Luogo di delizia, come veniva definito nelle guide del secolo scorso. Pensate che è l'unico orto botanico veneto indipendente dall'università. Parolini era appassionato in particolar modo alle conifere e ne piantumò molte, dai cedri del Libano alle sequoie, cipressi, ma in particolar modo bisogna porre l'attenzione su un albero, su un pino che trovò, che scoprì, perché non l'aveva mai visto prima, sul Monte Ida, nell'Asia Minore. Lì portò in Italia la pigna e lo fece germinare. Esattamente nel 1805. Questo pino era ufficialmente una pianta nuova, quindi venne nominato col nome del suo scopritore, quindi Pinus Parolini, albero dal quale poi generò quello che lui chiamò Pinetum, che vedete alle mie spalle. Ora andrò ad abbracciare quest'albero, quasi ad abbracciare Alberto Parolini, persona che diede molto alla città di Bassano, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. È un piacere essere con Michele. Un piacere mio. Grazie dell'accoglienza. Siamo in questa struttura importante per l'Italia tutta. Questa è una realtà avveniristica diventata famosa in tutto il mondo, soprattutto apprezzata da chi si occupa di arte e di architettura. In realtà questo è una cornice che affianca una storica produzione di un nettare così prezioso per voi, ma per tutti. Quindi Nardini si è modernizzata, ha una storia lunga. Che storia ha questa grappa? Questa grappa ha una storia di 245 anni quest'anno, quando il nostro Tris Avolo decise di fermarsi a Bassano del Grappa e di fermarsi a Bassano del Grappa sul Ponte Vecchio. Perché bisogna sapere che una volta chi distillava in maniera itinerante, cioè girando aia per aia, contadino per contadino, chi evidentemente produceva vino. Si portava quindi questi alambicchi. Si portava gli alambicchi e andava dove sostanzialmente c'era vinaccia. È bello sapere che un testimonial non voluto di qualche decennio fa vi ha raccontato nelle sue scritture, e stiamo parlando di Ernest Hemingway. Sapete la passione che io personalmente ho per questo grande personaggio della cultura mondiale. Al tempo era quasi una sorta di primattore a livello giornalistico e a livello narrativo. Il fatto che poi partecipò alla guerra mondiale, che arrivò in queste aree e si innamorò proprio del vostro prodotto, tanto da citarlo in Addio alle armi e nei suoi racconti. Quindi significa che già al tempo della prima guerra mondiale o negli anni 40, quando tornò in Veneto, capiva che in Veneto c'era questo prodotto davvero unico e magico, ed era a firma Nardini. Assolutamente sì, uno dei clienti eccellenti della grapperia sul Ponte Vecchio.
e quindi noi ne andiamo orgogliosi, così come ne andiamo orgogliosi di essere fornitori anche della Casa Reale Britannica, dove ricevemmo qualche decina di anni fa la Regina Madre. Pensi a questa scena. Io esco da questo luogo, ritrovo me stesso, leggo Addio alle armi, è sera, siamo al tramonto, voglio sorseggiare una grappa. Cosa mi consigli? Allora, la base nostra è la grappa bianca, perché quella è la grappa per definizione. Dopo evidentemente c'è tutta la serie delle ambrate che vanno dalla riserva 3 anni fino a 5, 7, 15 e 22 anni in una singola botte. I grappisti dicono che la grappa per eccellenza sia bianca. Anch'io lo dico comunque. Un messaggio per il futuro della Nardini. Un messaggio per il futuro della Nardini: continuare a gestire questa azienda con l'entusiasmo con cui è stata gestita dalle 6 generazioni precedenti, svilupparla molto, oltre che in Italia sui mercati esteri, e quindi dare questa azienda in gestione all'8ª generazione con ancora più forza, ancora più vigore. Grazie Michele, grazie di cuore. Grazie. Pazzesco, mi trovo al centro di un campo da hockey all'interno di questa grande struttura a Bassano, hockey a rotelle. Sono con il coach Roberto e il campione Andrea. Caro Roberto, intanto tu alleni questa squadra importante per l'Italia che è l'Hockey Bassano 1954, storia antica, blasone importante. Cosa ti prende questo sport? Cosa mi prende? Tanto mi prende tanto tempo, e questo sono occupato praticamente oltre al lavoro, vivo tutto il giorno qui, gran parte della mia giornata qui al palazzetto. Tantissima passione. Sì. E poi è un impegno perché partite, allenamenti, studi, insomma è molto impegnativo da questo punto di vista. A Bassano è uno sport, tra virgolette, nazionale, il più importante, tantissima gente vi segue. E dove si gioca hockey oltre che a Bassano? In provincia di Vicenza è uno sport diffuso, quindi Trissino, Valdagno, Sandrigo, Montebello, Breganze, squadre di Serie A, e in più c'è anche una grossa componente di squadre di A2 che fanno da bacino. Poi si gioca in Lombardia Piemonte, in Emilia, in Toscana, e nel sud si gioca in Puglia e in Basilicata. Perché hai cominciato a giocare a hockey? Allora io ho iniziato molto presto, è uno sport di famiglia, nel senso che mio papà ha giocato per tanti anni qui a Bassano in Serie 1 e da lì è nata la mia passione. Adesso è la cosa che mi piace di più fare, oltre che il mio lavoro, e quindi niente, questo è vivo per queste emozioni, per giocare a questo sport. Quindi ti dà molto personalmente e umanamente, non solo agonisticamente? Mi dà molto sicuramente. Come ho detto, oltre ad essere un lavoro, per me è prima di tutto una passione. E la vivi con grande entusiasmo. Certo. Tu Roberto, consiglieresti a un ragazzino di iniziare questa pratica sportiva? Certo, noi abbiamo anche un centro di avviamento all'hockey, abbiamo un buon settore giovanile e i bambini cominciano dai 5 anni, 4-5 anni, cominciano a imparare a pattinare e poi divertirsi giocando con la pallina. C'è anche un gruppo mini hockey dove muovono i primi passi nel gioco. Certamente che lo consiglio, anche perché dal punto di vista coordinativo
È uno sport che dà molto, sì, si parte dall'equilibrio, dalla capacità di differenziare i movimenti, di accoppiarli, quindi lo consiglio certamente. Io ringrazio Roberto e Andrea. Roberto, posso tirare un rigore? Se lui te lo lascia tirare. Grazie. Vediamo. Tanto para Ivo Gallo. Gallo, Dimmi, Lele Marcassa. presumo tu sia contento Presumo contentissimo. perché abbiamo vissuto un'avventura straordinaria. Tanti anni abbiamo passato insieme a gironzolare. Quante volte abbiamo pensato a Bassano e non ci siamo mai venuti a Bassano del Grappa. Per darci la mano. Esatto. E basta però. Questa volta siamo riusciti ad arrivare in questa città straordinaria. Siamo lungo il fiume Brenta, alle spalle c'è la città con il ponte del Palladio e questa è la spiaggetta di Angarano, una delle due borgate che compone la magica città. Volevo chiudere con una frase di Hemingway che abbiamo ritrovato in questa città e visto il periodo storico spero sia una sorta di buon auspicio per la pace. E diceva: siccome di guerre ne ho fatte troppe, sono certo di avere dei pregiudizi e spero di averne molti di pregiudizi, ma è persuasione ponderata dello scrittore di questo libro che le guerre sono combattute dalla più bella gente che c'è, o diciamo pure soltanto dalla gente, per quanto più ci si avvicina dove si combatte e tanto più bella è la gente che si incontra, ma sono fatte, provocate e iniziate da precise rivalità economiche e da maiali che sorgono ad approfittarne. Da Ivo Gallo, ma soprattutto da Lele Marcassa, finisce questa avventura. Se volete ci troviamo ancora nella prossima puntata. Ciao a tutti e grazie! Tutti a Bassano a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guiti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.